Ad un anno e mezzo dall'avvio dei primi passi del piano di rilancio del Nuorese, attivato dalla Regione insieme alle istituzioni del territorio e alle forze sociali, non c'è ancora la firma e l'avvio delle procedure per i bandi e i progetti di là da avvenire. È quanto denunciano in una nota congiunta la Confindustria della Sardegna Centrale e la Confesercenti di Nuoro-Ogliastra, che in una nota ricostruiscono le fasi di predisposizione del piano. Dall'annuncio fatto a Nuoro dal Presidente della Regione Francesco Pigliaro il 17 dicembre 2014 fino al 18 gennaio 2016, ultima riunione della cabina di regia. La Regione, scrivono nella nota Confindustria e Confesercenti, ha convocato le parti per la firma il 17 giugno, ma la riunione è saltata ancora, data da destinarsi, tanto che a oggi l'accordo di programma non è stato ancora firmato. Una mancanza di chiarezza e di trasparenza che riteniamo incomprensibile, scrivono le due organizzazioni. Date queste premesse, non è possibile nascondere il forte rammarico per una serie di criticità che stanno compromettendo la credibilità dell'intera operazione. Confindustria e Confesercenti sottolineano che i tempi sono stati finora così lunghi da far venir meno la fiducia delle parti e delle imprese nell'efficacia del progetto. Se questi sono i presupposti, si legge nella nota, è fortissima la preoccupazione per ciò che accadrà dopo ed è serio il rischio che i tempi si allunghino ancora in fase di realizzazione degli interventi, anche per l'eccessiva burocratizzazione delle procedure di attuazione. Inoltre le risorse annunciate sono insufficienti e gli interventi previsti non sono in grado di far ripartire l'economia dell'intero territorio. Era stato chiesto un progetto di rilancio sul modello del piano Sulcis che ha stanziato 620 milioni di euro, mentre il piano del Nuorese ha una dotazione finanziaria di soli 50 milioni di euro, che sale a 80 milioni con le risorse per le infrastrutture. A fronte dei 150 progetti presentati dal territorio a oggi, non si hanno più certezze sulla dotazione finanziaria e tutto è fermo da mesi, scrivono Confindustria e Confesercenti. Anche alla luce dell'attuale quadro economico, tutt'altro che incoraggiante, chiediamo alla Regione risposte immediate sul piano di rilancio.